Da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento, l'ultimo della settimana con Onda Libera, dedicato in larga parte oggi a quanto accaduto ieri in Senato e fuori dal Senato verso il Quirinale. Con il capogruppo della Lega al Senato ne parleremo, Gianmarco Centinaio, con il senatore Paolo Arrigoni. E peraltro adesso vediamo la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che si apre con Gaza, oltre 800 morti, dagli Stati Uniti una bozza di tregua, sale il bilancio delle vittime. Il segretario di Stato statunitense John Kerry ha presentato alle parti una bozza di cessate il fuoco per il conflitto a Gaza. Oggi in Israele si riunisce il gabinetto di sicurezza. La seconda notizia dell'agenzia ANSA di stamani invece ci riporta al tema del lavoro di cosiddette riforme costituzionali. Non mi stupiscono i privilegiati che contestano la norma sul tetto di 240.000 euro, mi stupiscono le opposizioni che si schierano con loro. Ma dove vivono? Scrive su Twitter il presidente del Consiglio Renzi, commentando la polemica sul tetto degli stipendi dei dipendenti delle Camere. Gli uffici di presidenza di Montecitorio e Palazzo Madama hanno fissato il tetto massimo relativo ai consiglieri parlamentari in 240.000 euro all'anno al netto della contribuzione previdenziale, 8,8% della retribuzione. Un lungo polemico applauso con coretti di dipendenti di Montecitorio ha salutato l'uscita dei componenti dell'ufficio di presidenza della Camera. La polemica ha scatenato la reazione della Presidente della Camera Boldrini, che ha detto che fuori Montecitorio c'è il paese reale, nel giorno in cui una protesta di lavoratori chiedeva il finanziamento della cassa integrazione. Il Presidente della Repubblica, Napolitano, infine ha firmato un decreto per ridurre i costi del Quirinale. Il provvedimento permette al Tesoro di restituire 4 milioni di euro per l'anno in corso. Lo rende noto un comunicato del Quirinale. Fra le altre notizie di stamani, poi, ce n'è una che riguarda il mondo dei media. Sky ha raggiunto un accordo con la Fox per acquistare il suo 100% in Sky Italia e il 57% in Sky Deutschland. La controllata italiana di Rupert Murdoch viene valutata a 2 miliardi e 450 milioni di sterline, circa 3 miliardi di euro. Lo comunica Sky, annunciando così la nascita della prima pay TV multinazionale europea. La nuova pay TV in Europa del gruppo Murdoch, che nasce con l'operazione annunciata su Sky Italia e Sky Deutschland, ha 20 milioni di clienti, raggiunge 97 milioni di abitazioni, 66 milioni delle quali non hanno al momento servizio di pay TV. Per Sky l'operazione rappresenta una crescita dei ricavi da 7,6 miliardi di sterline, 9,6 miliardi di euro, a 14 miliardi e 100 milioni di euro. Per l'acquisizione delle attività di Sky in Italia, Sky riconoscerà più nel dettaglio alla Fox 2,06 miliardi di euro, girandole anche la sua quota del 21% nel National Geographic Channel, valutata a 482 milioni. Il prezzo in contanti per l'acquisto della quota in Sky Deutschland è invece di 3 miliardi e 600 milioni di euro. Sky lancerà un'offerta sulle quote restanti della società. Nel caso di una integrale adesione all'offerta pubblica d'acquisto, l'intero assetto comporta per Sky un esborso totale in contanti fino a 8 miliardi e 840 milioni di euro. Così l'agenzia ANSA sulle ultime operazioni di Murdoch. Ma merita tornare, prima di aprire il capitolo sulla giornata di ieri e sulle cosiddette riforme costituzionali, su un paio di articoli segnalati stamani. Intanto quello di Tino Oldani sui 7 premi Nobel convinti che l'euro non funziona, e a complemento l'articolo firmato Dexter. Dexter è lo pseudonimo di un esperto di questioni europee che vive a Bruxelles e scrive oggi un articolo molto molto chiaro sul quotidiano comunista Il Manifesto. I due articoli possono essere, credo, utilmente letti entrambi insieme per un controcanto più che mai necessario sulla questione delle politiche economiche europee. Scrive Tino Oldani su Italia Oggi, anzi ricorda, come nel marzo di 2 anni fa, 2012, 5 premi Nobel per l'economia, insieme ad altri studiosi, inviarono al presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, un appello affinché il presidente si rifiutasse di imitare il Fiscal Compact europeo, inserendo il pareggio di bilancio nella Costituzione americana. Come sapete, l'Italia il pareggio di bilancio lo ha inserito in Costituzione su spinta dell'Europa, dell'Unione Europea. I 5 premi Nobel dicevano a Obama: non fare per carità la stessa cosa, perché inserire un principio rigido in una fase di crisi, specialmente economica globale,
non è una cosa intelligente. E qui potremmo non essere né economisti né premi Nobel per capire che l'osservazione ha un suo valore pratico, di buon senso, prima ancora che di scienza economica. Usare strumenti rigidi e inserire rigidità in un contesto che richiede massima disponibilità invece a fronteggiare situazioni ignote o comunque ad avere le mani libere, cioè la crisi. Nelle situazioni di crisi è chiaro che è più utile avere soluzioni non preconfezionate, ma cercarne invece di nuove. Fare il contrario, inserire rigidità nel governo della politica economica significa non fronteggiare bene la crisi. Sul sito keynesblog.com ci sono le argomentazioni di questi 5 premi Nobel, che sono più che mai utili da leggere oggi per inquadrare quel che sta accadendo in Europa e per conseguenza anche in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea e dell'Eurozona. I 5 premi Nobel sono Kenneth Arrow, Robert Solow, William Sharp, Eric Muskin e Peter Diamond, che scrivevano tra l'altro: è vero che gli Stati Uniti sono alle prese con gravi problemi sul fronte dei conti pubblici, peraltro il debito pubblico americano non è tanto distante da quello italiano, non è distantissimo, e quello giapponese è ben superiore. Comunque è vero che gli Stati Uniti, scrivevano i 5 premi Nobel al presidente Obama, sono alle prese con gravi problemi sul fronte dei conti pubblici, ma inserire nella Costituzione americana il vincolo di pareggio del bilancio rappresenterebbe una scelta politica molto improvvida. Aggiungere ulteriori restrizioni, come il tetto rigido alla spesa pubblica, non farebbe altro che peggiorare le cose, scrivevano i 5 economisti premi Nobel, che davano poi un consiglio che negli Stati Uniti ha fatto breccia e ha aiutato la ripresa dell'economia. In Europa è rimasto inascoltato. Un emendamento sul pareggio di bilancio, scrivevano ancora i 5 premi Nobel, avrebbe effetti perversi in caso di recessione economica. Nei momenti di difficoltà economica diminuisce il gettito fiscale e aumentano alcune spese, fra le quali i sussidi di disoccupazione. Questi ammortizzatori sociali fanno aumentare il deficit, ma limitano la contrazione del reddito disponibile e del potere d'acquisto da parte dei cittadini. Chiudere ogni anno il bilancio in pareggio aggrava le recessioni, scrivevano i 5 premi Nobel. E anche qui si allecita un'osservazione a margine: sono 5 premi Nobel, sono 5 studiosi di economia, ma il concetto credo possa essere afferrato da ciascuno di noi semplici individui ignoranti di tanta perfezione accademica, perché nel momento in cui c'è una crisi, una recessione economica e si sta male, se tu continui a spremere il cittadino di tasse, come ha fatto in particolare il governo italiano degli ultimi 2 o 3 anni, a partire dal celebratissimo salvatore della patria Mario Monti e da lì in avanti, se tu continui a spremere tasse ai cittadini in una situazione di recessione, le cose si aggravano. Non mi sembra che il premio Nobel sia un obiettivo da raggiungere per chi fa considerazioni, come dire, così ovvie. I governi Monti e Letta invece hanno fatto proprio questo, scrive Tino Oldani, e sono stati seguiti ora da Renzi. E ancora scrivono Arrow, Solow, Sharp, Muskin e Diamond, scrivevano nel 2012 al presidente americano: il vincolo del pareggio di bilancio impedirebbe al governo federale di ricorrere al credito per finanziare il costo delle infrastrutture, dell'istruzione, di ricerca e sviluppo, della tutela dell'ambiente e di altri investimenti vitali per il futuro benessere della nazione. Anche nei periodi di crescita economica, cioè anche al di fuori della crisi, un tetto rigido di spesa pubblica potrebbe danneggiare la crescita. Perché? Perché gli incrementi degli investimenti a elevata remunerazione, anche quelli interamente finanziati dall'aumento del gettito fiscale, sarebbero ritenuti incostituzionali se non controbilanciati da riduzioni della spesa di pari importo. Infine, 2 suggerimenti chiave rispetto ai quali in Europa e in Italia si è fatto esattamente l'opposto. Nessun altro paese importante, scrivevano i 5 economisti, ostacola la propria economia con il vincolo del pareggio di bilancio. Non c'è alcuna necessità di mettere al paese una camicia di forza economica. Nell'attuale fase dell'economia è pericoloso tentare di riportare il bilancio in pareggio troppo rapidamente. I grossi tagli di spesa e o gli incrementi della pressione fiscale necessari per raggiungere questo scopo
danneggerebbero la ripresa di per sé già debole. Questo scrivevano i 5 economisti premi Nobel Arrow, Solow, Sharp, Diamond e Muskin. Quanto a Stiglitz e a Krugman, Joseph Stiglitz e Paul Krugman, hanno criticato l'euro e la politica europea di austerità talmente tante volte che c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ha scritto per esempio Stiglitz: l'Unione Europea ha fatto un unico grande errore, l'euro, che non ha funzionato. La Troika, Fondo Monetario, BCE, Unione Europea, ha ripetutamente prodotto previsioni errate e piuttosto che ammetterlo o riconoscere gli errori, ha sempre incolpato le sue vittime. Se i miei studenti avessero prodotto delle analisi come quelle della Troika per i paesi europei, li avrei bocciati. Perché l'Europa si salvi deve cambiare molte cose. Anzitutto, scrive Stiglitz, il mandato della Banca Centrale Europea, che non deve concentrarsi solo sull'inflazione, ma anche su crescita e occupazione, come fa la Fed negli Stati Uniti, la Banca Centrale Americana. Se il reddito pro capite in Europa è oggi a livelli inferiori rispetto all'inizio della crisi, tranne che in Germania, secondo Stiglitz si deve ai difetti di fabbrica dell'euro, una moneta sbagliata, senza politica e senza Stato, collegata a un'ideologia sbagliata, come quella di tenere un euro forte per combattere l'inflazione. Obiettivo tra l'altro mancato perché dilaga la deflazione. Secondo Krugman, infine, è l'Italia a rischiare la sorte peggiore. Adottando l'euro, ha scritto Krugman, l'Italia si è ridotta come una nazione del terzo mondo che deve prendere in prestito una moneta straniera, con tutti i danni che ciò implica. Così Tino Oldani, che richiama le considerazioni di Stiglitz, di Krugman e dei 5 premi Nobel che 2 anni fa hanno scritto a Obama per impedire che negli Stati Uniti fosse messo in Costituzione il principio del pareggio di bilancio che l'Italia invece, solertemente eseguendo gli ordini dell'Unione Europea, ha messo in Costituzione. L'altro articolo di cui vale la pena leggere non solo qualche riga, ma visto che non è neanche tanto voluminoso leggerselo tutto, è quello firmato oggi da Dexter, un esperto di questioni europee che vive a Bruxelles, sul manifesto, dicevamo. E questo articolo torna su un'altra questione che ogni tanto riemerge carsicamente, ma che ciclicamente viene messa davanti alle altre priorità come una priorità assoluta nel dibattito europeo. L'idea che circola costantemente nel dibattito europeo è questa, quella di concedere i famosi aiuti o incentivi finanziari agli Stati in cambio di riforme cosiddette strutturali. Concepiti per la prima volta nel marzo del 2013 con il nome di Contractual Arrangements, questi incentivi finanziari sono ritornati in voga recentemente grazie a una serie di esternazioni di Mario Draghi a favore di quelle che il presidente della BCE ha chiamato il Reform Compact, cioè un accordo sulle riforme. E sono stati ventilati gli incentivi finanziari in cambio delle famose riforme strutturali anche dal neo presidente della Commissione Juncker in un discorso al Parlamento europeo, quello inaugurale. Si tratta di un'idea molto pericolosa che il governo italiano farebbe bene a bloccare, scrive Dexter oggi sul manifesto. Una simile proposta è frutto della depoliticizzazione del dibattito pubblico, cioè in pratica non c'è più politica, c'è solo una pseudotecnica nel dibattito pubblico europeo. Quali sono i motivi per non accettare questo ennesimo pacco che vorrebbe rifilarci Draghi? Punto primo, la prima obiezione da muovere a questa proposta di incentivi finanziari agli Stati europei in cambio delle mitiche riforme strutturali, la prima obiezione è che questa proposta si basa su un assunto. L'assunto è che esistano riforme strutturali necessarie che i paesi devono fare se vogliono tornare a crescere. È una cantilena che ricorre anche sui media italiani. Si tratta in parte di ingenuità giornalistica, in parte di un trucco semantico. Le riforme strutturali sono in primo luogo sempre delle riforme distributive, sottolinea Dexter, il che è vero, cioè bisogna guardare all'aspetto redistributivo o distributivo delle cosiddette riforme, cioè chi ci guadagna, chi ci perde. Le riforme in questione vanno cioè a modificare in modo strutturale la distribuzione delle risorse all'interno della società. Esempio classico, le riforme del mercato del lavoro.
che determinano in che modo il prodotto nazionale viene suddiviso fra salari e profitti, cioè fra lavoratori e datori di lavoro. Le riforme attuate negli ultimi 20 anni in Italia e in Europa hanno provocato un massiccio trasferimento di ricchezza, di risorse, dai lavoratori ai datori di lavoro, pari a più di 10 punti di prodotto interno lordo fra il 70 e oggi. Questa redistribuzione della ricchezza avrebbe dovuto, secondo i teorici, diciamo così, di queste riforme, avrebbe dovuto promuovere ulteriori investimenti e quindi aumentare il volume della produzione e quindi la crescita e l'occupazione. Ma al di là del fatto che esistono oramai numerosissimi studi che smentiscono questa evoluzione virtuosa, è evidente che sostenere astrattamente l'esistenza di riforme cosiddette necessarie implica di ritenere economicamente e socialmente ininfluenti i loro esiti, i loro risultati in termini di distribuzione delle risorse, e significa anche pretendere di far diventare tecnici e assoluti dei dibattiti che invece sono estremamente politici e relativi, perché determinano le condizioni di vita dei cittadini e l'organizzazione delle società. Secondo punto, chi deve fare le riforme? Questo è un problema di altro ordine, cioè chi deve fare le riforme, ovvero è necessario intendersi sulla posizione dei diversi stati rispetto a degli obiettivi che si chiamano in inglese benchmark, punti di riferimento. Non è difficile capire che tutto questo è caratterizzato da arbitrarietà, cioè chi è che deve farle queste riforme? Si devono intanto monitorare gli indicatori economici, ma è anche necessario stabilire degli obiettivi comuni. L'OCSE ha sviluppato diversi indici per classificare la capacità di fare le riforme da parte dei vari paesi. Gli indici più noti sono l'EPL, che sta per Employment Protection Legislation, cioè legislazione a difesa, a protezione del mondo del lavoro, e il Product Market Regulation, cioè il valore di regolazione dei mercati. Valori bassi di questi indici, secondo l'OCSE, sarebbero virtuosi. Perché? Perché indicano minore regolamentazione, minore protezione per i lavoratori, e cioè maggior flessibilità e maggiore apertura dei mercati. Tralasciando l'arbitrarietà di questi criteri, è interessante notare che se si utilizzano gli indici dell'OCSE si potrebbe arrivare a conclusioni sorprendenti, perché per esempio i paesi in Europa che hanno la legislazione a protezione del lavoro più forte, cioè che hanno più protezioni per i lavoratori, sono la Germania e l'Olanda, mentre Irlanda, Spagna e Italia hanno indici di protezione del lavoro più bassi. Similmente, per quanto riguarda l'apertura dei mercati, l'Italia si piazza addirittura meglio in questi indici di Lussemburgo e Belgio. C'è chi ha osservato quindi che se si usassero questi indici per stabilire chi deve fare le riforme, si potrebbe cadere nel paradosso di dover pagare la Germania perché liberalizzi il suo mercato del lavoro. Il terzo punto è poi chi paga per le riforme. Supponendo di accantonare i precedenti due punti, il terzo problema è stabilire come si formalizza l'incentivo finanziario per gli stati che fanno le riforme. Il modello Draghi, insomma, incentivi, aiuti finanziari agli stati in cambio di riforme cosiddette necessarie. Sarebbe necessario però dare un prezzo a queste riforme. Quanto costa la liberalizzazione dei servizi postali o la flessibilità del mercato del lavoro? E poi si tratterebbe di finanziamenti a fondo perduto o di prestiti, perché nel primo caso quali paesi sarebbero disposti a operare trasferimenti di risorse di questo genere, considerata l'opposizione fin qui dimostrata da tutti i principali paesi? Nel secondo caso, se la BCE ti dà dei prestiti, bisognerebbe prezzare bene le riforme, ma anche valutarne i rendimenti, perché i prestiti si ripagano con gli interessi. Tuttavia, conclude Dexter, forse la ragione più forte per opporsi a queste idee ce la dà proprio Mario Draghi, quando sostiene che gli esiti, i risultati dei programmi del Fondo Monetario Internazionale forniscono ottimi esempi di come la disciplina imposta da entità sovranazionali sia utile per imporre le riforme. In sostanza, Draghi ci sta dicendo che bisogna sospendere la democrazia e applicare all'Europa la terapia adottata dal Fondo Monetario con i paesi asiatici negli anni 90.
Guarda caso, i paesi che ne sono usciti meglio sono quelli che non l'hanno applicata questa ricetta, come suggerisce spesso Stiglitz. E infine è bene ricordare che questo teatrino delle riforme cosiddette strutturali serve a evitare di discutere del vero problema dell'Eurozona, cioè l'incompleta architettura dell'unione monetaria. Perché, come diceva John Maynard Keynes, il pubblico, i cittadini, afferra sempre meglio le cause particolari che le cause generali. La depressione sarà quindi attribuita a tensioni industriali, alla Cina, alle tasse, a qualunque cosa al mondo, scriveva Keynes, fuorché alla politica monetaria che è stata il motore di tutto. E qui torniamo al discorso dell'euro, a questa invenzione che non ha pari nella storia dell'umanità e neanche nelle attuali comunità politiche esistenti sul globo. La politica monetaria è stata il motore di tutto, lo scriveva Keynes all'epoca della grande crisi, è più che mai una questione da tenere presente anche oggi. Caldo, freddo, caldo, freddo. Rieccoci allora in onda, io do il benvenuto e il buongiorno a Gianmarco Centinaio, presidente dei senatori della Lega Nord, che ancora una volta chiamiamo per avere il punto di vista della giornata, delle giornate molto calde che si sono susseguite in tema di riforme costituzionali e istituzionali. Buongiorno intanto Centinaio. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, le chiedo in primo luogo di farci un po' il cronista, anche se le cose le abbiamo lette stamani nella rassegna stampa, però dall'interno del palazzo, per così dire, le chiedo di raccontarci quello che esattamente è accaduto ieri. Tra l'altro oggi è una giornata curiosa, il 25 luglio, che storicamente rimanda all'inizio della fine del regime fascista con la riunione del Gran Consiglio. Al contrario, oggi si paventa invece l'inizio di un regime autoritario futuro in prospettiva, in virtù proprio delle novità che vengono dalla riforma cosiddetta istituzionale, in abbinata con la futura legge elettorale, perché se le cose vanno in un certo modo, immagino adesso con la riforma costituzionale, il necessario complemento sarà poi la legge elettorale detta Italicum, che distorce in maniera massiccia la rappresentanza e interagisce con quelle che sono le riforme in cantiere da parte del
cosiddette riforme da parte del governo Renzi, no? Prima cosa, cosa è successo esattamente ieri? Perché ieri mattina appunto a un certo punto durante i lavori del Senato abbiamo appreso della richiesta da parte del presidente dei senatori del PD Zanda di una riunione, di una conferenza di capigruppo, e ancora prima c'era stato l'episodio della chiamata al Quirinale del presidente del Senato Piero Grasso. Ci può raccontare lei come un cronista cosa è accaduto? Diciamo che farò indegnamente il lavoro che voi siete in grado di fare meglio di me. Ieri in Senato è stata una giornata impegnativa, convulsa e con tantissimi colpi di scena. Iniziando dalla mattina, dalla prima riunione dei capigruppo della mattina, dove il presidente dei senatori del Partito Democratico ha chiesto di poter attivare la cosiddetta tagliola, quindi il contingentamento dei tempi. Per i non addetti ai lavori vuol dire che secondo questa tecnica si impedisce ai senatori di poter parlare sull'argomento in questione, quindi sulle riforme costituzionali. Ecco, la fermo un attimo solo su questo punto, giusto per chiarirci le idee. L'articolo 72 della Costituzione, qualcuno l'ha richiamato, dice che per i disegni di legge in materia costituzionale il Parlamento deve adottare sempre la procedura normale, giusto? Questo cosa significa in sostanza? Che il contingentamento dei tempi sarebbe escluso a rigor di logica, o la riduzione dei tempi a disposizione dei parlamentari? Sì, però poi c'è l'articolo 55,5 del regolamento del Senato che prevede che in casi particolari si possa utilizzare appunto questo contingentamento. In casi particolari vuol dire che nella storia del Senato non era mai stato utilizzato, forse una volta dopo 34 giorni di lavori parlamentari sempre sullo stesso argomento. Qui invece stiamo parlando veramente di qualche giorno. Quindi nel momento in cui Zanda chiede appunto la tagliola, noi come minoranza continuiamo, noi inteso noi come Lega, SEL, Movimento 5 Stelle e poi tutti quei parlamentari, tutti quei senatori che in questo momento stanno dicendo anche all'opinione pubblica che questa riforma non va bene. Abbiamo proposto al governo di avere qualche ora di tempo per poter redigere un documento comune con tutte le nostre richieste, per poter avere delle risposte, perché diciamo che il nocciolo della situazione, il punto della situazione in questo momento è il fatto che da settimane il governo non ci sta dando risposte su quelle che sono le nostre richieste, su quelle che sono le cose che noi vogliamo modificare in questa riforma costituzionale. Tanto per farla breve, arriviamo il pomeriggio alla seconda riunione di capigruppo, dove noi presentiamo diciamo al governo che nel giro di qualche ora avremo presentato questo documento. La maggioranza chiede di applicare appunto l'articolo 55,5, cioè la tagliola, logicamente con tutto quello che ne consegue, cioè che si chiude a questo punto si chiude ogni forma di collaborazione che ci poteva essere tra chi in questo momento sta governando il paese, a mio parere indegnamente, e chi in questo momento è all'opposizione. Ricordo però una cosa, in modo da essere chiaro anche con i radioascoltatori, l'opposizione non è fatta da tutte le forze di minoranza, perché i colleghi di Forza Italia hanno deciso, poi è stato imposto dal presidente Silvio Berlusconi, di appoggiare anche su questo argomento la maggioranza, e di conseguenza ci troviamo a dover combattere una guerra impari contro una grandissima forza che in questo momento, fatta da Partito Democratico, Nuovo Centrodestra, il gruppo dei Montiani e Forza Italia, che in questo momento ha deciso di non voler parlare con tutto il resto del paese. E tra l'altro esemplificativo di questo quadro è anche l'articolo di fondo di stamani del Giornale, con Alessandro Sallusti, che dà a lei e agli altri senatori che si vogliono opporre tanto al contenuto di queste riforme quanto alla modalità sbrigativa con cui tagliola, no? Con cui si vogliono portare a casa, dà della gente che pensa solo al proprio stipendio. Lei, senatore Centinaio, e gli altri oppositori, fra virgolette, siete lì solo per la cadrega, per lo stipendio,
se abolissimo il Senato di colpo gli italiani sarebbero solo che felici. Siete una retroguardia di gente che non vuole il cambiamento. È la stessa musica che suona anche il Presidente del Consiglio, no? Ma viene anche da Forza Italia, dal giornale. Sì, sì, certo, ma peccato che il discorso che noi abbiamo fatto, tra le varie proposte c'è anche quella di dire: se il Senato deve essere quello che state proponendo voi, abolitelo del tutto. Se io pensassi alla cadrega, come dice il signor Sallusti, che prende il triplo dei soldi che prende il senatore Centinaio, io posso fare una proposta di questo tipo, cioè di chiudere definitivamente il Senato? Io non sto in questo momento. Tra l'altro, scusi se la interrompo, però mi pare anche, oltretutto, che tra le proposte c'era anche quella di diminuire il numero dei deputati, che invece nella riforma non vengono toccati, no? Certo, assolutamente sì. Se noi fossimo qui solamente per la cadrega, noi potremmo tranquillamente fare come fanno i colleghi di Forza Italia o come fanno quelli del Partito Democratico, metterci d'accordo con Matteo Renzi e concordare un'uscita o la possibilità di poter avere delle garanzie di futuro parlamentare. Noi in questo momento non stiamo contestando Renzi sui contenuti, nel senso, noi sui contenuti a Renzi stiamo dicendo: abbiamo un modo diverso da te di vedere la politica, di vedere il futuro di questo paese, e vogliamo parlarne, e vogliamo sederci a un tavolo e parlarne. Beh, il Parlamento è fatto per quello, no? Il Parlamento. Certo, ma nel momento in cui nel Parlamento metti degli yes men che sono solamente disponibili a dire di sì al capo supremo Berlusconi o al reuccio di Firenze Matteo Renzi, a quel punto ti ritrovi con delle persone che non sono neanche in grado di parlare e quindi sono lì solamente per schiacciare dei tasti. Però lei diceva poco fa, noi stiamo parlando di una cosa che viene ancora prima dei contenuti, degli emendamenti, della riforma, no? Stiamo parlando di un'altra cosa ancora. Noi stiamo parlando di metodo a questo punto, stiamo parlando del fatto che il signor Renzi dice che chi è contrario a questa riforma è un cadregaro, che chi è contrario a questa riforma è il signor no, che chi è contrario a questa riforma deve andare a casa, che chi è contrario a questa riforma lo fa solamente perché per interesse personale e che questa riforma deve essere portata a casa entro l'8 di agosto. E quindi cosa fa? Zittisce chi è contro di lui. Io mi ricordo che queste cose venivano fatte nel ventennio fascista, non vengono fatte in una democrazia, vengono fatte in Corea del Nord in questo momento. Senatore Centinaio, che senso hanno le parole della ministra Boschi, anzi il tweet della ministra Boschi che dice che comunque l'ultima parola sulle riforme sarà dei cittadini, referendum comunque? Questa è una vittoria nostra, ve lo dico molto sinceramente. Questa è una vittoria nostra perché fino a ieri il ministro Boschi diceva che le riforme dovevano essere approvate solo e esclusivamente con più dei 2/3 dei parlamentari per non dare la possibilità ai cittadini di esprimersi con un referendum. E quindi vuol dire che dopo la nostra protesta e dopo il fatto che noi siamo andati al Quirinale a protestare, c'è stato il ministro Boschi che ha capito, almeno in questo caso secondo me Renzi e il ministro Boschi hanno capito che qualcosa nell'aria sta cambiando. E le dico il perché. Perché nei sondaggi, tutti i sondaggi che stanno facendo tutti i sondaggisti, anche quelli più lontani di idea dalla Lega, tutti stanno dicendo che i cittadini vogliono decidere. I cittadini non sono d'accordo sul fatto che decida sempre e solo la casta. I cittadini non sono d'accordo che si tolga la possibilità di fare i referendum. E i cittadini non sono d'accordo sul fatto che il Senato non sia più elettivo, ma sia nominato dai presidenti dei vari partiti. Un suo giudizio, Presidente Centinaio, tanto sull'operato del Presidente del Senato Grasso quanto sul Presidente della Repubblica, perché il corteo dei senatori e dei parlamentari, c'era anche il capogruppo per esempio per la Lega alla Camera Fedriga, no? E tanti altri, oltre a lei e ad altri esponenti di SEL e 5 Stelle, ma anche credo qualcuno di Forza Italia che non ci sta al diktat. Beh, insomma, un centinaio, se non sbaglio, di parlamentari si sono recati ieri, come tutti ormai sanno, al Quirinale dal Presidente della Repubblica, il quale era indisposto, abbiamo saputo leggendo i giornali, e quindi il colloquio l'avete avuto, credo lei personalmente, anche in quanto capogruppo, insieme
ai capigruppo di 5 Stelle e SEL con il segretario generale Donato Marra. E allora le chiedo tre cose: il giudizio sull'operato del Presidente del Senato, quello sull'operato del Presidente della Repubblica, che poco prima aveva chiamato Grasso a rapporto al Quirinale, e qual è il frutto del colloquio col segretario generale del Quirinale Marra? Il giudizio sul Presidente del Senato, a mio parere, è un giudizio abbastanza positivo, per il semplice motivo che ha cercato in tutti i modi di tutelare anche le minoranze, anche dai tentativi da parte del Presidente Zanda e da parte dei capigruppo di maggioranza di stoppare il dibattito e di stoppare anche il voto segreto. E quindi è un giudizio abbastanza positivo, perché bisogna essere onesti, cioè il Presidente del Senato è stato una persona corretta nei nostri confronti, anche nei nostri confronti come Lega. Il giudizio sul Presidente della Repubblica non è positivo. Non è positivo, anche se il segretario generale Marra è stato anche in questo caso, anche lui è stata una persona che ci ha accolti molto bene, ci ha spiegato qual è la posizione del Capo dello Stato, ci ha spiegato che il Capo dello Stato vigilerà su questa situazione, che tutti e tre i capigruppo, io, il capogruppo del Movimento 5 Stelle e il capogruppo di SEL, abbiamo esposto dettagliatamente. Non mi è piaciuto il fatto che il Presidente della Repubblica non si sia fatto vedere, non mi è piaciuto il fatto che il Presidente della Repubblica oggi partirà per le ferie, in una situazione di crisi, non di crisi economica, di crisi politica e istituzionale come questa, dove noi come presidenti abbiamo detto molto chiaramente che chiediamo di vigilare, chiediamo di essere il più presente possibile. Il Presidente della Repubblica parte per le vacanze. Non va bene, perché se il senatore Centinaio deve rimanere fino all'8 agosto e forse anche oltre a lavorare, è giusto che ci stia anche il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e tutti i ministri. Ecco, Presidente Centinaio, però nella sostanza, secondo lei, la posizione di Napolitano è quella di Renzi, cioè bisogna portare a casa tutto subito alla svelta entro l'8 di agosto massimo e bisogna fare questa benedetta riforma così com'è, a scatola chiusa, o no? Perché pare di capire che le due posizioni coincidano. Abbiamo avuto proprio questa sensazione, il fatto che il Presidente Napolitano abbia dato carta bianca al Presidente del Consiglio. Tant'è vero che se ne va pure in ferie, diciamo, no? Tant'è vero che se ne va pure in ferie, come dire, il gioco è chiuso, sì. La partita è chiusa in sostanza. Per lui la partita è chiusa perché vediamo l'atteggiamento del Presidente del Consiglio troppo guascone e troppo sicuro, vuol dire che ha le spalle coperte. E altra cosa, secondo lei entro l'8 agosto, abbiamo letto un'intervista al senatore Calderoli che dice, secondo me entro l'8 agosto, tagliola o no, qua non ci si arriva ad approvare la riforma, però se c'è la tagliola ci si arriva, o no? La tagliola impedisce ai senatori di poter esprimere le opinioni e quindi di poter intervenire. Loro entro l'8 agosto, logicamente la tagliola prevede che il voto finale prevede una votazione, quindi non impone una votazione entro l'8 agosto. Quindi prevede la votazione entro l'8 agosto. Sappiamo benissimo tutti che tecnicamente è impossibile, perché con questo muro contro muro e con questi 8.000 emendamenti sarà tecnicamente impossibile. L'8 agosto sarà l'ultima data possibile per poter fare degli interventi. Dopo l'8 agosto, a mio parere loro l'8 agosto non avranno la votazione finale del provvedimento, dopo l'8 agosto ci saranno solamente la possibilità di fare delle votazioni. Quindi anche a mio parere la porteranno a casa a settembre. Quindi in ogni caso, diciamo, l'esame degli emendamenti, la discussione non c'è, questo è il succo, diciamo, della vicenda, no? Tra l'altro, ieri Renzi è stato intervistato dal suo amico americano, quello che precedette la sua entrata in scena come poi presidente alla fine del Consiglio, no? Alan Friedman. È una cosa curiosa, io mi domando cosa c'entrano i due personaggi, perché quando è comparso il primo, Alan Friedman, dopo anni di oblio, è arrivato Renzi a Palazzo Chigi. Non lo so, è una coincidenza, sarà meno una coincidenza, ci saranno interessi di un certo tipo. Sta di fatto che adesso è stato reintervistato proprio ieri
Renzi su questa questione delle riforme e dice che tanto comunque poi si va alla Camera e quindi per ogni cosa che non va bene al Senato la recupereremo alla Camera. Non c'è nessun problema, dice il Presidente del Consiglio. Lei che dice? Ma io dico che di Renzi non mi fido, continuo a non fidarmi e continuo a non fidarmi dei suoi sorrisi, non continuo a non fidarmi delle sue affermazioni. Un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra. Purtroppo non lo dice il senatore Centinaio, ma lo dicono senatori che lo conoscono bene, del suo partito e che purtroppo ormai non si fidano più di lui. Quindi io quando lo sento parlare con questa sicurezza e dando queste indicazioni con la finta autorevolezza per poter illudere gli italiani, continuo a pensare che sia solamente un grande fumo e basta, quindi non mi fido, purtroppo non mi fido. Ecco, l'ultima cosa, Presidente Centinaio, ma la decisione di ieri, quindi la famosa tagliola, è qualcosa che chiude il discorso, come dicevamo prima. Che cosa succede se per esempio invece qualcosa, come dice Renzi, non va bene al Senato? Bisogna sì recuperare la Camera, ma si riparte. Beh, certo, si riparte, la speranza è quella. Chiude un discorso, ma noi continuiamo, chiude il discorso di rapporti cordiali con la maggioranza, ma noi continuiamo a fare il ragionamento che le nostre proposte, le proposte della Lega Nord sono sul tavolo di Renzi, le ho portate personalmente a brevi mano al capogruppo del Partito Democratico, quindi so che cosa c'era scritto perché l'ho scritto io, so benissimo come vanno le cose e in questo momento l'unica speranza che abbiamo è quella che il Presidente del Consiglio decida di aprire quella busta e di darci delle risposte. In base a quello poi vedremo che atteggiamento tenere. Se le risposte non arriveranno entro martedì, noi da martedì ricominceremo a fare opposizione dura in modo importante, con la speranza poi che il Presidente del Consiglio poi capisca e quando il provvedimento arriverà alla Camera ci possa essere una modifica. Beh, fermo restando che poi però viene giù la ghigliottina e chiude tutto, no? Sì, però alla fine anche senza ghigliottina vedremo di utilizzare degli strumenti parlamentari per convincere a quel punto non più il Presidente Renzi a cambiare idea, ma per convincere gli italiani che hanno a che fare con una persona che è poco democratica. Bene, io ringrazio ancora una volta Gianmarco Centinaio, Presidente dei Senatori della Lega Nord. Buon lavoro, allora è più che mai il caso di dirlo e grazie ancora, Senatore Centinaio. Grazie a voi, grazie.
Lost Rag di William Bolcom, compositore e pianista statunitense contemporaneo, interpretazione di Richard Dowling. Adesso torniamo all'argomento che abbiamo lasciato poco fa, salutando il capogruppo della Lega al Senato Gianmarco Centinaio, e diamo il benvenuto invece a Paolo Arrigoni, senatore anche lui della Lega Nord, e anche lui sarà in grado, credo, di poterci raccontare ed entrare nel dettaglio di quella che è stata la giornata di ieri, anche sotto il profilo, a questo punto sono forse passati in secondo piano, dei contenuti di questa riforma, della quale si va parlando in questa settimana in particolare, ma che terrà banco almeno da qui fino all'8 agosto. Intanto buongiorno al senatore Paolo Arrigoni. Buongiorno. Buongiorno a lei Cainarca, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Padania Libera. Allora, abbiamo parlato poco fa con il capogruppo, il senatore Centinaio, e io le chiedo subito a questo punto una sua valutazione complessiva di quello che è andato in scena fra ieri e oggi, e poi magari spendiamo anche due parole sugli aspetti di contenuto di questa riforma che ormai, ghigliottina incombente, verrà approvata così come vuole il Capo dello Stato, che credo, ne abbiamo parlato poco fa con Centinaio, abbia già dato per risolta la questione, visto che se ne è tranquillamente partito per le meritate vacanze. Esattamente. La sua opinione, senatore Arrigoni, in termini di cose accadute, di gravità, perché questo è quello che ieri, andando al Quirinale, voi avete voluto sottolineare, gravità di ciò che è accaduto, che cosa è accaduto di così grave, e perché a un certo punto, e come risponde, diciamo così, a un'arma mass mediatica non trascurabile, come quella utilizzata dal Presidente del Consiglio e da chi sostiene questa riforma, che alla fine vi presenta voi come una retroguardia di personaggi arretrati, di personaggi attaccati allo stipendio, alla poltrona, al vecchio, all'incrostazione, al non si cambia mai. È quello che dice Renzi al suo amico americano oggi, al giornalista Alan Friedman. Dice: qui ha sempre vinto il no, ma questa volta si possono mettere il cuore in pace, piaccia o non piaccia, le riforme noi le faremo. C'è un gruppo di persone che dice no da sempre, noi senza urlare diciamo sì. E voi siete il vecchio, senatore Arrigoni. Beh, innanzitutto parto nel dire, c'ho un ritorno comunque della mia voce, faccio fatica, parto col dire che Renzi è stato uno degli artefici del no sul percorso delle riforme, mi riferisco a quelle del 2005, dove la Lega con la devoluzione era la spinta propulsiva. Lì voglio ricordare che si pensava a riformare la Carta Costituente, riformando il Parlamento, con una diminuzione drastica del numero dei parlamentari sia al Senato che alla Camera, andava a mettere una pezza sul problema delle materie concorrenti tra Stato e Regioni, andava anche a diminuire l'età minima per entrare alla Camera dei Deputati e anche in Senato, sensibilità che Renzi oggi non ha con questa riforma. E lo ricordo a tutti, quella riforma passò con la maggioranza semplice nelle aule di Camera e Senato, e quando si organizzò la campagna per il referendum confermativo della stessa riforma, tutti i dirigenti dell'allora Partito dei Democratici di sinistra, tra cui anche l'allora presidente della provincia di Firenze, Matteo Renzi, fece una campagna per invitare i cittadini italiani a votare per il no. E così loro ottennero l'affossamento di quella vera riforma. E mi ricordo che allora Renzi e compagni parlavano di dittatura da parte del Presidente del Consiglio, parlavano che la diminuzione dei parlamentari era una presa in giro perché si sarebbe resa operativa non dall'immediata legislatura ma dal 2011. Insomma, siamo qua al 2014, dopo 8 anni, a parlare ancora di queste cose. Quindi noi rifiutiamo come gruppo Lega Nord la tesi di Renzi, che non vogliamo cambiare. Semmai è stato lui e il suo partito altalenanti in questi ultimi 15 anni, noi invece siamo coerenti, costanti sulle riforme. Però, senatore Arrigoni, uno potrebbe dire acqua passata non macina più. Adesso lui si propone come il riformista. Certo. No? Farò un esempio.
Renzi vuole fare di carta straccia la Costituzione. Sostanzialmente lui sta pensando a un voto di scambio, sostanzialmente lui ha promesso ai cittadini 3 cose: io riformo il Senato, lo ridurrò a un numero di componenti pari a 100, personaggi nominati ovviamente dal suo partito, che non percepiranno alcuna indennità, e questo fa gola molto ai cittadini in questo periodo di populismo imperante, dove Renzi è il massimo interprete. E poi fa la terza promessa, che questa riforma verrà varata dal Senato entro l'8 agosto, e fa queste promesse, vuole offrire lo scalpo della Costituzione ai cittadini italiani in cambio del consenso, il cambio del voto. A Renzi non interessa assolutamente il contenuto della riforma costituzionale, sul quale invece la Lega Nord sta da mesi, prima in Commissione Affari Istituzionali ed oggi da questa settimana nell'Aula del Senato, battagliando, perché questa riforma è partita malissimo, pessima, dal disegno di legge presentato dal governo. Era un ritorno puro al centralismo, dove le regioni venivano completamente svuotate, un numero ridotto di senatori, di cui il 50% erano sostanzialmente soggetti nominati dal Premier o dal Presidente della Repubblica, e altri designati perché a ricoprire questo ruolo sarebbero stati chiamati i 21 presidenti delle regioni e i 21 sindaci dei comuni capoluogo di regione, come se questi qui non avessero nulla da fare in occasione delle loro giornate a ricoprire questo ruolo. In sostanza si sarebbe ottenuto un Senato come dopolavoro ferroviario, dove ogni 15 giorni questi senatori, ripeto, designati, nominati o scelti tra i consigli regionali, sarebbero venuti sostanzialmente ad alzare la mano per ratificare quel poco che era di competenza allora stabilito per il Senato. Invece come Lega Nord, soprattutto con l'azione di Roberto Calderoli, qualcosa è stato modificato, sono stati nel senso che adesso i futuri senatori, per esempio, saranno eletti dai consigli regionali, no? Sì, quindi sostanzialmente dalle segreterie di partito, così come avverrà dal prossimo 28 settembre per i prossimi consiglieri provinciali e presidenti della provincia, che saranno nominati, eletti, perché la parola giusta è questa, eletti dai vari consigli comunali dei comuni appartenenti alla provincia e non più direttamente dai cittadini. E quindi sostanzialmente... però nel merito, senatore Arrigoni, nel merito uno potrebbe dire una cosa era quella prevista all'inizio dal governo, che era decisamente oligarchica. Adesso, bene o male, le 20 regioni eleggono all'interno del Consiglio regionale i rappresentanti al Senato, al futuro Senato. C'è qualcosa di diverso? C'è qualcosa di diverso, sono stati ridotti da 21 a 5 per esempio i senatori nominati dal Presidente della Repubblica. Noi avremmo voluto avere il numero 0, perché non si capisce come mai ci debba essere questo potere ancora nelle mani del Presidente della Repubblica, sostanzialmente una rivisitazione dei senatori a vita, questa volta non per 7 anni, ma solo per 7 anni. Ma il problema è che viene tolto, voglio dire, il collegamento diretto con l'elettorato, e questo significa andare incontro alla volontà di coinvolgere la gente alla vita pubblica, alla res pubblica. Invece c'è questa volontà. Si sono sentite, senatore Arrigoni, tante bestialità, anche del tipo: ma noi stiamo facendo come il Bundesrat tedesco. Beh, insomma, il Bundesrat tedesco ha dei poteri ed è in uno Stato federale, esatto, nella cornice di uno Stato federale. Esatto. Il Bundesrat tedesco ha poteri di veto su tutte le questioni, per esempio finanziarie, perché rappresenta gli interessi degli Stati federati, cioè esatto, delle regioni, e ha un sacco, diciamo, di altre prerogative, esatto, che questo Senato comunque non avrà, pur con tutte le limature eccetera, perché oggi il Presidente Renzi, nella sua chiacchierata con l'amico americano, con Friedman, dice: beh, insomma, l'abbiamo cambiata sta riforma, perché io preferivo avere i sindaci in Senato, invece adesso ci saranno soprattutto i consiglieri regionali. Ma nella relazione che accompagnava il testo del governo si fa riferimento al Bundesrat, sì, che, mi lasci dire, è una bestialità assoluta. Assolutamente. Perché... Guardi,
molti senatori, i pochi a dire la verità, che in queste 3 giornate di discussione generale sono intervenuti della maggioranza a sostenere questa riforma, si attaccavano quale esempio appunto al Bundesrat, ma era una difesa d'ufficio molto debole, tra l'altro erano poco convincenti, parlavano, voglio dire, con il rosso della vergogna sul viso. In realtà anch'io nel mio intervento abbiamo smantellato questo riferimento al Bundesrat, appunto perché, come ha detto lei, lì siamo in una repubblica federale, e poi anche perché il Bundestag, che è la Camera bassa, è eletto con il sistema proporzionale, tanto è vero che oggi in Germania abbiamo una coalizione al governo fatto dalla destra e dalla sinistra. Non c'entra nulla con il paragone italiano, anche perché se dovesse andare in porto il nuovo sistema elettorale, che è l'Italicum, noi corriamo il rischio come paese di avere un partito di maggioranza relativa che si coalizza. Oggi il PD ha il 40%, ma io sono sicuro che fra qualche mese, fra qualche anno, certamente scenderà a soglie molto inferiori, che un partito che ha il 20 solo per cento di percentuali con il meccanismo dello scorporo rischia di avere il 53-54% dei seggi, il che veramente è una dittatura. Quindi avremo una Camera con un partito con il solo 20% che è la maggioranza dei seggi, il Senato tra virgolette eletto di secondo livello con dei senatori che ricoprono il ruolo di consiglieri regionali, quindi totalmente in mano alla sinistra, e quindi un partito del 20% che ha il potere di nominare il Presidente della Repubblica, ovviamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente di Camera, il Presidente di Senato e la maggioranza qualificata del CSM e della Corte Costituzionale. Se non è questo un attentato alla democrazia, che cos'è? E quindi noi ci ribelliamo anche e non solo per questo, ivi compreso ovviamente per noi che siamo federalisti il fatto di aumentare le materie da attribuire come potestà legislativa allo Stato regioni, centrale. e poi tante altre cose. Tra l'altro, senatore Arrigoni, giustamente lei dice qua c'è anche una questione della quale si è parlato molto poco, cioè questa riforma non riguarda solo il futuro assetto del Senato, riguarda anche il futuro assetto delle autonomie, cioè la parte delle competenze delle regioni e quella dello Stato centrale, il titolo quinto famoso, seconda parte della Costituzione. Lì, in estrema sintesi, adesso l'avranno ritoccato, modificato, io ho fatto un po' la fatica di leggermelo, una noia incredibile, anche perché diciamo tutti i rimaneggiamenti secondo me conducono a un peggioramento del testo. Il cittadino semplice, normale, non è agevolato a leggersi la nuova Costituzione. Quindi, perché si capisce che si vuole tenere insieme l'impossibile, no? Ma quello che ne emerge a livello pratico, credo di fare una sintesi, poi lei mi dirà se è giusta o sbagliata e chiedo il suo commento. Quello che emerge, nonostante tutti i rimaneggiamenti vari, i lavori di Calderoli e compagnia bella, quello che emerge alla fine, secondo me, è il fatto riassunto in una cosa: la clausola di supremazia la dice tutta. Allora, la clausola di supremazia permette allo Stato centrale di dire: a me non me ne frega niente, cara regione, se questa è tua competenza. Secondo me, per motivi superiori, per l'unità giuridica e economica, per la tutela dei diritti civili, per tutte le balle di questo mondo, secondo me io farei così, e quindi tu te ne stai zitta, cara regione, perché intervengo io. Questa è la clausola di supremazia, che in sostanza dà in mano al governo un bazooka, tanto per usare una metafora che piace a Draghi e compagnia bella, un bazooka, cioè qualsiasi atto della regione può essere, diciamo così, superato dall'iniziativa governativa, con tanti saluti al federalismo all'italiana. Esattamente. Lei ha centrato esattamente il vero pericolo che è contenuto nel titolo quinto di questa riforma, la clausola di supremazia. Sostanzialmente, ritorno sulle sue affermazioni, il governo potrebbe avvocare a sé quelle poche materie legislative che al momento sono lasciate alla regione, senza alcuna distinzione tra regioni virtuose e regioni cialtrone, e voglio dire, ne abbiamo un esempio infinito nel nostro panorama nazionale, in barba a qualsiasi principio di sussidiarietà che vuole che le materie, le funzioni
possono essere delegate verso il basso se un comune, una provincia, in questo caso una regione, sono in grado di espletarle con efficienza ed efficacia. Questa è la cosa molto grave su cui ovviamente noi vigileremo. Un'altra cosa che mi permetto di sottolineare: il titolo della riforma parla per esempio di risparmio di spesa e di diminuzione del numero dei parlamentari, non parla di diminuzione del numero dei senatori, e quindi non riusciamo a capire francamente perché il premier Renzi, con la sua fida scudiera Boschi, non accetti il fatto che si riduca il numero degli attuali 630 alla Camera deputati a un numero inferiore, che ne so, 500 o addirittura 400. Questo non potrebbe contribuire, voglio dire, all'obiettivo di risparmio di spesa. Renzi no, dice, poi mi scusi, senatore vabbè. Arrigoni, questa storia qua del risparmio di spesa, secondo me a questo punto fa ridere chiunque si approcci in maniera un minimo seria alla questione, perché allora il governo, se non ho capito male, dice così risparmieremo 80 milioni. Benissimo. E non è vero. Allora, punto primo, può anche non essere vero, ma prendiamolo pure per buono, 80 milioni. Allora, la differenza, per fare giusto un esempio solo, ma è uno, potremmo pescare da un sacco pieno di esempi, la differenza fra quello che spende la Regione Sicilia per far funzionare la macchina amministrativa, sto solo dicendo la struttura burocratica, e quello che spende la Lombardia, che ha anche più abitanti. La Lombardia spende 60 milioni, la Regione Sicilia ne spende 165, quindi abbiamo, soltanto se dovessimo applicare il metodo, diciamo, o meglio, il sistema di gestione lombardo alla Sicilia, e questo sarebbe un principio di costo standard più che razionale, perché non si capisce perché una regione debba, come la Lombardia, che non è certo l'ultima d'Europa, debba funzionare a 60 milioni di costo all'anno, e quell'altra, che è credo la prima del Nord Africa, se vogliamo essere generosi, debba spenderne 165, no? Quindi abbiamo già più di 100 milioni, sono più degli 80 preventivati da Renzi. Ma dirò di più, a questo punto i veri costi del Senato sono quegli 820 funzionari che continueranno ad esserci in un Senato ridotto a far poco e niente. Quindi per quale motivo 819 funzionari verranno mantenuti, fermo restando che il Senato avrà competenze ridicole, perché quelle saranno le competenze del futuro Senato, è come se non ci fosse, perché si occuperà di cose che non hanno nessun peso, potrà fare le pulci alla Camera soltanto dicendo voglio vedere un testo e fare le mie osservazioni, ma la Camera se ne potrà fregare completamente perché non c'è nessun veto, a differenza del Bundesrat tedesco, un'altra delle differenze enormi. Benissimo, allora io perché mantengo una struttura burocratica inutile a quel punto lì? Esattamente, meglio chiudere il Senato, come anche ieri diversi di noi abbiamo sostenuto, piuttosto che avere una cosa inutile e comunque sia molto costosa, perché a noi ci risulta che... No, poi mi permetta, senatore Rigoni, poi sto zitto, però un'altra cosa in aggiunta. I futuri senatori, cioè chi arriverà dalle regioni, dovranno pur mangiare, dormire, viaggiare, muoversi, eccetera, eccetera. Quindi lei mi viene a dire che ce lo mettono del loro? Assolutamente no, assolutamente no. Probabilmente sparisce l'indennità, ma rimarranno in piedi, voglio dire, le diarie, perché giustamente nessuno viene a Roma mettendoci del suo, ma sarebbe folle un atteggiamento di questo genere, altrimenti, voglio dire, noi ritorneremo a decine e decine di anni fa, quando la politica la potevano solo fare i nobili, e voglio dire la povera gente a questa gli verrebbe assolutamente preclusa. Come ho detto prima, questa è un'operazione demagogica e strumentale da parte di Renzi, che è il principale artefice, interprete del populismo in Italia. Io sto affermando in giro che Renzi è di gran lunga più populista rispetto a Grillo, che voglio dire anche lui in quanto tale, insomma, ci sta mettendo del suo, ma la differenza è che mentre Grillo e i suoi uomini abbaiono alla luna e non possono fare danni, qui invece abbiamo Renzi, che è presidente del Consiglio dei Ministri, che impone i suoi parlamentari reggicoda, solo ad eccetto qualcuno che alza la voce di dissenso,
impone sostanzialmente di fare della macelleria istituzionale e quindi mina le basi della democrazia del paese. Senatore Arrigoni, l'ultima cosa, proprio così la dico da cittadino, io ho la sensazione che stavolta i confratelli che ci governano e che tirano le fila abbiano però trovato il soggetto giusto, perché è chiaro che un Mario Monti non poteva essere popolare, un Enrico Letta non poteva essere popolare, questo qua che ride, scherza, è giovane, è popolare, e credo che ai confratelli faccia molto gioco avere un soggetto così, il quale è popolare, è gradevole, racconta le favole, fa sognare gli italiani, fa il contrario poi di quello che dice, perché i contenuti sono qualcosa di assolutamente diverso rispetto alle promesse e le parole, però ha questo aspetto di mediaticità che agli italiani ormai rincoglioniti da 20 anni e passa di televisione bombardata, diciamo così, e bombardante, piace, cioè il soggetto piace, in termini di marketing funziona. Esatto. E così i confratelli hanno finalmente trovato il cavallino giusto, diciamo così, per andare a bersaglio. È una mia sensazione da cittadino, sarò un dietrologo, sarò un cretino, però me la vedo così. Lei che ne dice in maniera più strutturata, ovviamente? Che assolutamente condivido. Lui peraltro sta cercando di essere convincente con gli italiani, cercando di far passare il concetto che oltre alle sue parole poi seguono i fatti, e fino adesso lui ha fatto molte promesse. Una sola cosa è riuscito a mantenere, che è il famoso decreto, quello degli 80 euro, per il quale solo determinate categorie di persone hanno beneficiato di un contributo, ma Renzi si è dimenticato assolutamente di guardare i pensionati con la minima, di sostenere gli incapienti, di sostenere i disoccupati che stanno aumentando di giorno in giorno, i lavoratori a basso reddito, ma soprattutto come è andato a finanziare questo decreto, tagliando risorse ai comuni che poi dovranno aumentare le tasse e fare tante altre cose negative. E dirò di più, questa promessa, questa cosa che voglio dire lui è riuscita a garantire, ripeto, solo per una quota parziale dei cittadini italiani, difficilmente riuscirà a riproporla il prossimo anno in modo stabile, peraltro con una platea allargata, perché non ci sono più soldi, perché lui con questo decreto non ha fatto altro che aumentare ancora il debito pubblico italiano. Quindi voglio dire, ritorno ancora sul concetto della pericolosità, voglio dire, di questo soggetto che con la demagogia e il populismo lui è disposto pure a fare debito pubblico, e ce n'abbiamo già abbastanza, perché ormai siamo quasi ormai tocchiamo quota 140% rispetto al PIL, pur di comprarsi il consenso popolare. E noi quindi come rappresentanti della Lega Nord vigileremo, come abbiamo fatto in questi mesi e ancora da qui in avanti fino alla legge di stabilità, per evitare, voglio dire, questo scempio che sta facendo del Paese. Bene, io la ringrazio, senatore Arrigoni, grazie a Paolo Arrigoni che è stato con noi. Voi. Più che mai buon lavoro e ci risentiamo presto. Grazie a Paolo Arrigoni, e adesso un po' di musica, perché alleggeriamo il finale di trasmissione con Mimi Blaze in un medley, un mix di pezzi, credo e spero corroboranti. Buona fine di settimana a tutti da Giulio Cainarca.